Paolo Pizzolato del Grande Nord, buonasera Pizzolato. Pizzolato, come andiamo? Cosa ne pensa, insomma, a parte la cronaca nera, la situazione? Io cerco di essere un po', diciamo, più conciso e di parlare soprattutto di numeri. Ho già avuto l'occasione di dirlo qualche settimana fa quando sono venuto qui, che certe volte mi stupisce che a livello nazionale gli italiani, che sarebbero anche un popolo buono, un popolo bravo, che cercano di darsi da fare, credano certe volte alle fandonie che da decenni vengono dette, cioè non c'entra nulla con quello che viene detto adesso da questo governo che ha vinto le elezioni, non c'entra nulla quello che è stato detto 5 anni fa da Renzi, 10 anni fa da tutti gli altri, c'entra il fatto che la gente, secondo me, o non ha cultura politica o sinceramente siamo limitati a livello europeo, a livello di cultura. Com'è possibile nel secondo paese al mondo più tassato, parlo dell'Italia, più tassato, un operaio normalmente ha una tassazione intorno al 23%, io che sono impiegato ho una tassazione che va intorno al 33 o 38%, a seconda della tipologia di stipendi che porto a casa se sei impiegato o quadro direttivo. Facendo la flat tax si parla di portare al 15%, diciamo anche al 25%, quello che può essere la riduzione delle tasse. Allora, com'è possibile ridurre in un paese che vive esclusivamente di tasse, diminuendo le tasse dove devi trovare la copertura del buco che si crea quando tu a me concedi il fatto di portare a casa 5.000 euro al mese, non più 3.000, perché mi riduci la tassazione in busta paga, dove ho di tutto di più, sindacati da pagare, INPS da pagare, il fondo pensione da pagare, tutto di più. Per cui devi cercare anche di dirmi e di dire agli italiani e ai veneti come cavolo fai a diminuire le tasse, spiegandolo in maniera numerica, non facendo sempre spot elettorali, come farai a trovare i soldi per poterlo fare. Allora, primo, intanto l'abbiamo presa sui denti dall'Europa che dovevamo cambiare, dove abbiamo trovato una bella poltrona occupata dai francesi e dai tedeschi, ce l'hanno data sui denti. L'altra poltrona, quella un attimo che era migliore, che potevamo anche sperare, è stata occupata dagli spagnoli, che così hanno dato un segnale molto pesante agli indipendentisti sia catalani sia come me che credono in indipendenza rispetto all'autonomia. Andremo avanti a combattere, non importa, c'è nessun problema. Certe volte noi facciamo più arrosto che fumo, in ogni modo non importa. Quello però che mi fa incattivire è che ci sia ancora gente che possa credere che economicamente parlando noi possiamo ancora una volta risollevare la testa. Abbiamo avuto 27 paesi su 28 che fanno parte della comunità economica europea, che fanno parte dell'Europa, che si sono scagliati contro di noi per il provvedimento che stavano prendendo circa un mese fa relativamente all'indebitamento che aveva l'Italia. 27 su 28, per cui vuol dire che non siamo minimamente credibili e che non abbiamo amici in Europa. Questa è la roba che mi fa star male, indipendentemente da chi ci governa. Questo governo ha vinto le elezioni, gli stiamo dando la possibilità e giustamente la probabilità di poter governare, che vanno pure avanti. Quello che fa rabbia, secondo me, sono sinceramente due cose. Uno, scusate se mi permetto, però certe volte che a 62 anni un po' di sfogo personale, le cretinate che ogni giorno questi vengono fuori dicendo, non sto dicendo che sono dei cretini, ma sono proprio cretinate, perché se tu devi misurati a Roma e misurati all'interno del Parlamento, cioè questi si parlano attraverso spot elettorali via Facebook o via media, quando vanno a fare di qua e di là un convegno, parlano sempre a favore dell'altro, ma trovati a casa col moroso, ti parli un momentino all'interno della stanza e decidi di litigare lì. Voi che a me interessa ogni sera sentire che tu hai fatto una lite perché non è stata approvata la TAV o questo o quell'altro, parlatevi voi. Siete voi che comandate in Italia, io certo sono uno scartino, non comandano in nulla, ma il fatto che economicamente parlando si possa dire che ci sia la possibilità, e ripeto, l'ho detto anche la volta scorsa, di diminuire le tasse, questo no. Le tasse si possono stabilizzare, si possono tenere ferme, si possono contenere, ma la diminuzione delle tasse in un paese come il nostro è assurda. Pizzolato, vorrei ricollegarmi un po' ai discorsi che abbiamo fatto fino adesso di politica. Noi dobbiamo ricordare che un anno fa, quando ci sono state le elezioni politiche, ha vinto il centrodestra. Quando ha vinto il centrodestra però c'è stata una cosa che nessuno si aspettava, il centrodestra si è rotto e c'è stata questa coalizione Lega 5 Stelle che logicamente penso che nessuno si aspettava, che nessuno pensava. Infatti la Meloni è sempre lì ogni giorno che va a dire sono pronta, perché anche lei va a elemosinare quello che potrebbe essere col suo 4%, un posticino nel governo che gli è venuto a mancare nel momento esatto in cui Salvini ha deciso di non fare più assolutamente nessuna coalizione col centrodestra. Se il governo è nato così e sta tentando di andare avanti, ripeto, anche se prima ho detto che ogni giorno si sentono sempre parlare di queste cose, di cose che vanno oltre alla normalità e dove non è neanche giusto e corretto che ogni mattina quando ci alziamo li vediamo litigare costantemente per qualsiasi cosa,
passi dalla mente degli italiani che questo governo possa cadere, per alcuni motivi che ho avuto anche l'occasione di dire diverso tempo fa. Innanzitutto non c'è un'alternativa politica, in Italia c'è poco a fare, non c'è un'alternativa politica, è giusto che vadano avanti perché non c'è alternativa. Seconda cosa, perché stanno tentando di costruire qualcosa, gli italiani li hanno votati, adesso sceglieranno fra 5 anni se andava bene votarli oppure no con tutto quello che stanno combinando o che combineranno, però è giusto che vadano avanti proprio per dimostrare se sono capaci o se sono degli incapaci. Altra cosa, dobbiamo, anche se c'è un po', non dico di cattiveria, però è giusto anche rammentare questa cosa, non dimentichiamo che purtroppo a livello nazionale noi siamo attaccati giustamente alle poltrone e se per caso il governo cadesse adesso sicuramente qualcuno non potrebbe più portare a casa quello che è l'indennità prevista per il Parlamento e per i senatori e giustamente penso che ci sia qualcuno che soffia sotto sul sedere di Salvini e di Di Maio che dice state buoni fino a quando non passerà il tempo, quello che serve a livello di datazione per portare a casa la pensione. Altra cosa, mi permetto di fare due brevi accenni politici. Secondo me potrebbe anche essere che non si vada che alle elezioni perché potrebbero essere dei risultati eclatanti, visto anche l'esploit che sta avendo in questo momento la Lega Nord, ma visto anche alcuni partiti che potrebbero esplodere. Per cui sicuramente Mattarella potrebbe avere anche il genio, l'inventiva di fare un governo tecnico, di mandare a casa tutti quanti facendo in maniera che si affloscino tutti quei partiti politici che alle ultime elezioni hanno portato a casa voti eclatanti. Vi faccio un esempio, non so se qualcuno l'ha già detto all'interno di questo studio, in ottobre parte già la campagna elettorale, quella regionale, noi stiamo già lavorando, sicuramente prima di agosto è difficile che parta, però la gente sta già affilando le baionette. Nella regione Veneto si parla di centrodestra, non ce n'è per nessuno, Lega Nord, lista Zaia, eccetera, eccetera, non ce n'è per nessuno. Guardate che si sta già mormorando e quando si mormora vuol dire che c'è qualcosa che sta cambiando, che probabilmente potrebbe essere che il presidente Zaia, che ha portato a casa con la lista Zaia un risultato nettamente superiore a quello che è stato quello della Lega Nord 5 anni fa con le elezioni regionali, possa fare una lista direttamente con Brugnaro, perché ci sono degli interessi comuni, dove potrebbe anche essere che questi due grandi nomi mettano da parte i nomi pesanti di tanti partiti politici che potrebbero trovarsi esclusi da quello che è l'iter di comando all'interno della regione Veneto, per cui tutto quello che in Italia si può pensare il giorno dopo potrebbe tranquillamente cambiare. Abbiamo visto, ha vinto il centrodestra, Berlusconi e la Meloni si sono trovati in mezzo a una strada. Qui in Regione Veneto, anche qui potrebbe capitare un qualcosa per il fabbisogno personale, per portare avanti un po' di dipendenza, perché Brugnaro da un po' di tempo che sta colloquiando con Zaia, perché Zaia lo sa perfettamente che a Roma qualcuno lo sta prendendo in giro relativamente a autonomia, dove si cerca di essere convinti di portare avanti, ma si sa perfettamente che anche nell'ambito amico c'è qualcuno che non vuole assolutamente l'autonomia. Scusate, è da 100 anni che esiste il nostro Stato, è uno dei più giovani Stati europei che si siano formati, perché Francia, Spagna, 150. Germania... Sì, ad ogni modo è uno degli ultimi nati. Sono 150. Premesso, io che sono un indipendentista, che sono sempre stata una persona collegata all'autonomia, fin da prima, dai partiti che occupavo prima anche adesso, è 100 anni che sentiamo sempre costantemente parlare, e non ditemi che sono cattivo, che il Sud ha bisogno, il Sud ha sempre bisogno. Voi mi dite prima o dopo questo calierone che c'è laggiù, quando finirà di prosciugare tutte quelle che sono le risorse? Logico che nessuno l'autonomia la darà al Veneto, o la daranno in una maniera talmente strampalata dove noi le risorse non ce le lasceranno mai, perché non c'è permesso di poter amministrare le nostre risorse. Come fa Roma senza i soldi della Lombardia? Come fa se Roma senza i soldi del Veneto da mandare al Sud? Che poi non si capisce questo Sud quali problemi possa avere, visto che ci sono tante di quelle risorse che fanno paura al Sud. Vorrei capire però, Pizzolato, cioè lei ipotizza un asse, una lista Zaia-Brugnaro? Sì, potrebbe essere. Per le regionali? Per le regionali. Beh, regionali, cioè fra 2 mesi siamo in piena campagna elettorale, a ottobre, sta passando agosto e settembre siamo in campagna elettorale, per cui per le regionali è una cosa che ipotizzo, non perché sento la gente che parla. A sostegno, col sostegno della Lega o svincolato? No? Qualcuno parla che il risultato eclatante portato a casa da Zaia, e in questo momento è anche in auge
come persona, visto che sta richiedendo l'autonomia, sta combattendo per un qualcosa, dove i veneti stanno credendo in lui per questa autonomia, anche se non dovesse portarla a casa, lui è uno che in questo momento sta combattendo. Potrebbe essere che i milioni di persone che sono andate a votare per l'autonomia, anche se non la ricevono, anche se ci credono poco, eccetera, eccetera, possono apprezzare questo passo perché è una persona valida assieme a un'altra persona che sta dando da fare, dove possono fare in maniera di non far intravedere i partiti politici nazionali e portare a casa un qualcosa di loro personale privato nel Veneto, dove il Veneto si staccherebbe ancora di più da quello che è il nazionalismo italiano. Allora, Paolo Pizzolato, sugli alloggi ATER, le famiglie in grandi difficoltà, insomma. È sempre stata una cosa che avevo visto positivamente fino a quando non ho scoperto che secondo me vengono consegnati e, perdonatene, ho visto anche personalmente determinate cose a persone che ne hanno sì bisogno, ma che a livello di graduatoria non sono mai corretti, così come o io vorrei personalmente o così come vorrebbe ogni singolo comune. Cosa sto dicendo? Non voglio parlare male assolutamente di come vengono assegnati oggi l'ATER o cose di questo genere, è che tante volte li ho visti assegnare non immediatamente come priorità agli italiani oppure ai veneti come tante volte vedevamo, ma ho avuto l'esempio anch'io nei comuni di Mira, nei comuni limitrofi, veder passare davanti famiglie, perdonate se ritorno come prima, di immigrati e di persone che sono trovate, diciamo, qui in Italia perché hanno voluto venire, perché sono dovute venire, perché sono scappate da dove diavolo volete, anche se questa è una vera e propria bagianata, e scavalcare quello che era tanta gente veneta, tanta gente italiana che stava tentando da anni e anni di poter entrare in una casa decente e non vivere più in una stamberga. È capitato, inutile dirlo, anche al sottoscritto questo tipo di situazione, e non è una vergogna dirlo davanti alla televisione con migliaia di persone che ti stanno ascoltando, perché in certi momenti di difficoltà devi cercare di far fronte a delle problematiche che ti trovi davanti, che ti trovi a affrontare quando nessuno pensa che una persona come Paolo Pizzolato possa affrontare queste problematiche, e ti ritrovi di fronte a un vero e proprio muro dove ti trovi a essere l'ultimo della coda perché altri che ti stanno davanti, che conosci perfettamente, ti passano davanti. Io che sono stato l'amministratore unico di Veneto Agricoltura mi sono trovato in mezzo a una strada ad aver bisogno di tutto e di tutti e a dovermi rivolgere al mio sindaco di Mira, che ringrazio ancora adesso, e soprattutto a tutti i dipendenti dell'ufficio anagrafe, dove ho dovuto chiedere aiuto perché mi trovavo in una condizione pessima, in una condizione di disagio, e ripeto, non mi vergogno assolutamente a dirlo, dove però mi sono trovato davanti a delle altre priorità che avevano altri cittadini prima di me, anche se a malincuore devo dire che tanti altri cittadini pensavo sinceramente potessero essere messi non in coda ma un po' dopo tanti altri veneti che avevano lavorato per tanti anni o che come me a 62 anni si trovavano in difficoltà. E ripeto, è una cosa che uno può confessare davanti alle telecamere, sono una persona abbastanza sincera e spontanea, e uno può anche dire tranquillamente questa cosa. Senta Pizzolato, la ringrazio, ha raccontato la sua storia con grande dignità. Posso chiederle, cioè lei è stato al vertice Veneto Agricoltura, cosa è successo per portarla poi in una situazione di grande disagio? Premesso che io da Veneto Agricoltura sono stato costretto a tornare a casa, finito il mio mandato come tutti quanti, quello che sta accadendo adesso e che logicamente rivelerò e si rivelerà verso i primi mesi dell'anno prossimo, dove sto scrivendo un libro che racconta il mio periodo all'interno del partito a cui appartenevo prima e anche tutto quello che ho passato all'interno di Veneto Agricoltura, portando un bellissimo ente, ripeto un bellissimo ente, uno dei pochi enti che ogni anno avanzava soldi e faceva anche un ente semi-privatistico che serviva tantissimo alla Regione Veneto e che adesso è stato notevolmente messo in disparte e mi sembra nelle ultime settimane, da quello che ne so, anche commissariato a causa di alcune diatribe personali fra Zaia e Negro lo sta amministrando. Mi sono trovato a rientrare in una banca che era stata commissariata con una diminuzione dello stipendio del 20%. A me Veneto Agricoltura non ha pagato gli stipendi che mi aspettavano e non ha mai pagato i miei premi di produzione previsti nel contratto e firmati, 157.000 euro, che mi hanno impedito di continuare a pagare il mutuo della mia casa, che ho perso soprattutto per questo e a causa di una penosa separazione con mia moglie che si è accanita in una maniera strampalata, ogni modo una cosa che capita
capita ogni 2 famiglie, per cui si può anche confessare apertamente questa cosa. Io mi sono trovato a vivere in mezzo a una strada senza più i soldi che ancora adesso Veneto Agricoltura e la Regione Veneto mi deve, prima cosa. Sono andato tramite legale e non è andata bene la prima volta, per cui non so assolutamente come un giudice faccia a dire all'amministratore che ha firmato la delibera arrivata dalla Regione Veneto, con la quale liquidavo ogni anno i premi di produzione a tutti i dipendenti. Io ero a busta paga ed ero un dipendente di Veneto Agricoltura della Regione Veneto e io non abbia mai potuto percepire queste somme qui. Mi sono trovato con una casa andata all'asta, con l'appartamento regalato alla moglie, a dormire prima in macchina, poi in mezzo a una strada. Se questa è la giustizia italiana, sinceramente adesso capisco perché tante cose non vadano avanti, ma in tutta sincerità certe volte vorrei che anche qualcuno che mi sta ascoltando si mettesse nei panni di qualche papà che si ritrova in mezzo a una strada, che si ritrova dalle stelle alle stalle o dalle stalle alle stelle a dover affrontare situazioni paradossali e dove una persona ritorna in banca, si trova lo stipendio pignorato, commissariato alla banca, la riduzione del 20% e deve vivere con 1.030 euro a mese, compresa l'indennità di sportello, spendendo 200-250 euro di gasolio ogni mese e con gli altri 800 dovrebbe andare in affitto, come ha detto questo legale. Sinceramente con 800 euro non ho mai visto nessuno andare in affitto se non su case ATER. Ti rivolgi per avere le case ATER, qual è il problema? Che il tuo reddito è determinato dalla busta paga, che è completa nel momento esatto in cui la mostri, la fai vedere, ma nessuno dice che di 2.600 euro che tu porti a casa come impiegato di banca, come quadro direttivo, 1.600 sono pignorati a favore della moglie e tu resti continuamente in mezzo a una casa, all'interno di un'auto o all'interno di un garage. Questa è pura sincerità. Se qualcuno ha qualcosa da dirmi, mi contatti tranquillamente, perché tanto il numero è sempre quello di Veneto Agricoltura, che ha mezzo mondo, che ha mezzo Veneto. A me basterebbe che la Regione almeno sinceramente e onestamente pagasse quello che mi deve da anni e anni e non spendessi più soldi di avvocato, perché non ritengo giusto in qualità di dipendente, questioni di lavoro, che io debba anche mettermi nelle mani di un legale per poter portare a casa ciò che mi aspettava di diritto e quello che è previsto per contratto. Per cui Regione Veneto, pagati i debiti. Accidenti, non sapevo, è una storia, cioè un dirigente di Veneto Agricoltura che si ritrova a dormire in una macchina in garage, davvero non sapevo questa storia. Pizzola. E ha scritto un libro su questo? Sto scrivendo un libro che verrà pubblicato, spero, perché ci sono tante cose, sono 2 libri. Uno è la storia del periodo in cui sono stato a Veneto Agricoltura, per far capire qual è l'importanza di determinati enti e quanto e cosa valeva Veneto Agricoltura rispetto ad esempio ad Avepa o a Arpav, che ogni anno chiudevano in passivo il loro bilancio, mentre Veneto Agricoltura, in attesa della delibera regionale per poter poi pagare i dipendenti e tutto quanto, avanzava sempre 1.2 milioni, 1,3 milioni per iniziare almeno l'anno successivo, i primi 3-4 mesi in attesa della delibera, almeno andare avanti e pagare gli stipendi. Ricordo a tutti che i premi di produzione di Veneto Agricoltura in certi momenti per i dipendenti non avevano nemmeno bisogno di essere discussi davanti ai sindacati, quel tanto che ci mettevamo pochissimi giorni, perché ogni anno, in base a quello che erano gli utili e quello che erano i risultati, aumentavamo di quel piccolo centesimo la busta paga dei dipendenti, che avevano un bel stipendio, che sinceramente spero ancora ogni tanto si ricordino di me, perché io mi ricordo molto bene sia dell'ente e sia di loro, e che certe volte purtroppo non è stato consentito a questo ente di crescere ancora di più.